Siamo qua a Capodorlando, 10 agosto 2008. Un gazebo organizzato dall'associazione di Messina ha fatto un bel volantino. Ora Gianluca ci dice qualcosa. Non è Gianluca, Gianluca, vieni qua. Ciao a tutti. No, abbiamo organizzato questo gazebo solamente per informare la gente sulla nostra identità siciliana, per conoscere meglio il nostro passato, per conoscere il nostro statuto e delle verità sul Risorgimento. Fare informazione che è alla base della nostra cultura, perché comunque con più informazione possiamo far crescere questa terra e far conoscere la nostra Sicilia. Informazione costruttiva più che altro, perché c'è troppa disinformazione all'interno della Sicilia stessa. E com'è andata? Come hanno risposto qua i paesani? Come hanno risposto a questa vostra sollecitazione? La gente, diciamo, è abbastanza interessata, molti sono a conoscenza, alcuni no. Comunque c'è interesse per la scoprire cose che normalmente non vengono. Sono molto curiosi, vero? Sì. Adesso c'è il concerto, quindi arriveranno più persone, continueremo qua a fare diffusione di tutte queste notizie, informazione e creare discussioni con... un dibattito, perché è importante far conoscere, poi per far conoscere il nostro statuto. Come abbiamo scritto nel nostro volantino, conoscere il nostro statuto significa conoscere i nostri diritti. I siciliani tutti devono conoscere lo statuto e ciò che rappresenta per noi un'arma per il riscatto del nostro popolo. Il vostro sito è? voraszancle.org. Va bene, grazie. Grazie a te. Aspetta. La prima edizione sicuramente l'hanno letto.